protetto, grazie alle maglie nero-verdi che oggi vengono superbamente esposte dalle nostre modelle, e grazie a voi che siete qua, sperando che siate sempre più numerosi, che assistiate alle partite e che tutti insieme, perché solo tutti insieme possiamo credere, scusate la parola unione non mi piace, di far rimanere i ragazzi del centro storico, farli giocare qui nel centro storico, farli crescere. È un progetto anche sociale, perché abbiamo 300 ragazzi che giocano su 720 che giocano qui nel centro storico, perché li stiamo facendo crescere e li stiamo educando a dei valori sportivi, e questo è molto importante. Io non mi soffermo sull'accordo perché c'è stato detto già abbastanza, mi soffermo soprattutto dicendo due cose. Noi come prima squadra abbiamo 16 ragazzi dal 93 al 96, quindi stiamo lavorando sul nostro settore giovanile, che è 3 anni che lo facciamo crescere, stiamo lavorando sui nostri ragazzi, e poi abbiamo delle forze che sono un po' più vecchie, però sono quelle che poi insegnano i nostri ragazzi a giocare a calcio. Abbiamo 7, 8, 9 giocatori che ormai sono con noi da 2 o 3 anni, chi da 2 e chi da 3 anni, e questi fanno la base per poi far crescere i nostri ragazzi all'interno di questa squadra. Quindi noi lavoriamo soprattutto con i ragazzi del centro storico. Abbiamo contattato un nuovo mister che è Mauro Vecchiato. Personalmente è una sfida come stesso, i miei ragazzi, cioè testimoni, i miei 2 capitani, mi dato entrambi i capitani dai gol, con l'esperienza. Importante Daniele Dal Col, un giocatore che ha giocato a categorie superiori, che ha vinto molto. Marco Romano invece è il nostro capitano per Vecchiaia, e perché comunque è il vero simbolo, diciamo, di questa squadra. Ci sono molti giovani, sì, siamo partiti bene, forse aggiungo troppo bene per essere l'inizio. Cantiere io lo reputo ancora aperto, perché la fase di crescita dopo un mese è inevitabile che sia ancora un percorso di costruzione. Però da parte mia e da parte della squadra quello che posso promettervi è che metteremo il massimo dell'impegno e ci metteremo tutto per riuscire a portare a casa gli obiettivi prefissati. Mio personale, e questo l'ho detto anche ai ragazzi, sarebbe il sogno, più che obiettivo e sogno. Io ho detto che vorrei tornare a allenare in eccellenza e vorrei farlo con il Laguna. È molto difficile, in un anno è difficile. Una passione che noi avevamo, un ricordo che adesso finalmente si può tradurre nella realtà. Ecco perché Cuore Nero Verde ha voluto sostenere il Laguna di Venezia, ecco perché il Laguna di Venezia può ereditare, secondo me, e non solo secondo me, questa tradizione che è avere il calcio a Venezia che deve essere nero verde. Questo perché crea secondo me anche uno spirito di orgoglio anche nei giocatori che sanno di rappresentare non solo una tradizione di una squadra che nasce da una fusione dilettantistica, ma una squadra che vuole ereditare la tradizione del calcio nero-verde, che credo che sia una delle poche cose che noi in questa città possiamo e dobbiamo valorizzare, e su questo ci vuole l'impegno di tutti. E prego di dimenticare il centro storico. Noi non siamo il centro storico di niente, non siamo il centro storico di Mestre, di una grande città. Venezia è una città storica limitata urbanisticamente dall'acqua, quindi da Murano al Lido a Venezia alla Giudecca noi siamo una città storica, e in quest'ottica qua, ma proprio spiegato ai giovani, che loro stanno rappresentando una dimensione unica lagunare, che è Venezia. Non siamo centro storico di un comune allargato, che amministrativamente lo è, ma è proprio in quest'ottica che sono riusciti pian piano ad assorbire l'identità veneziana e a diluirla in una terraferma, aggiungendoci altri colori, altre dimensioni, finché ci hanno svuotato di questa cosa. Se vogliamo riprenderci, ci alziamo la mattina e siamo fieri di essere veneziani, in una dimensione particolare, di un calcio che è nato in Laguna per mille difficoltà, perché difficoltà c'erano anche quando è nato il calcio nel 1907, difficoltà c'erano anche quando nel 67 siamo retrocessi, che siamo andati a giocare a Cagliari, c'era la quarta, siamo arrivati con un'ora in ritardo e abbiamo perso 4-1, cioè la dimensione veneziana è esattamente questa. Dura questa qua, ci impegna non da poco. Sorriso a tutti, un sorriso. State proprio stretti. Ok. Si guarda un attimo l'occhiale arancione e poi. Prima copia, seconda copia. Anche un attimo che peccato. Beh sì, la prima roba che avevo visto.
Grazie a voi di essere intervenuti.